La relazione tra la mia gelateria, ma una qualsiasi gelateria artigianale, con il territorio non è importante ma è fondamentale, perché ti permette di sia aiutare l'economia locale coinvolgendo i vari agricoltori, allevatori eccetera, sia per promuovere i prodotti che ogni territorio offre. Ad esempio a Feltre abbiamo la fortuna di avere un'ottima noce, la noce feltrina. Questa è una zona di gelatieri, cominciando dalla Val di Zoldo, poi si è espansa per tutta la provincia e anche fuori, quindi c'è una buona relazione tra i produttori, diciamo, di gelato artigianale e i consumatori. Il rapporto della nostra gelateria artigianale è nei prodotti di Caorle, della zona nostra, per valorizzare il territorio, adoperando la frutta di stagione, cioè la frutta d'estate, e d'inverno, in autunno, i vini rossi e bianchi, dove possiamo lavorare con varie specialità del gelato. Resto sempre affascinato dalle persone che mettono la mia stessa filosofia e la mia stessa passione nel loro mestiere. Quindi nel territorio di Treviso spesso e volentieri vado alla ricerca delle persone uguali a me e cerco appunto di creare delle collaborazioni. Mi viene in mente i ragazzi del Taste, Elisa e Fabio, che ci danno il loro caffè per fare il nostro gelato. Mi viene in mente Zola 14, che durante alcuni periodi dell'anno ci fornisce pesche, ci fornisce mele, solo da agricoltura biodinamica, e questo non solo valorizza il nostro gelato, ma dà credibilità perché le persone possono testare con mano quello che noi selezioniamo appunto per loro.